d'estate, festa dei popoli e delle culture. Piazza Castello si apre e accoglie le culture del mondo, così come facevano i Gonzaga, che accoglievano gli ambasciatori delle altre culture a Palazzo Ducale e in Piazza Castello. Abbiamo lavorato 3 mesi con i cittadini di Valletta Valsecchi e a loro abbiamo chiesto di allertare le loro comunità e le loro culture di riferimento. Questo ha portato ad un processo di coinvolgimento importante, ci sono associazioni che vengono da Milano, da Brescia e siamo riusciti a mettere insieme proprio, seduti in qualche modo alla stessa tavola e quindi che si incontreranno qui oggi, culture di tutto il mondo veramente. Abbiamo l'Argentina, abbiamo il Brasile, abbiamo l'Africa in tutte le sue varietà e poi abbiamo anche l'India, il Giappone, ovviamente l'Europa con l'Albania, il Portogallo e poi abbiamo anche la mantovanità. Nel Bazar delle Culture del Mondo abbiamo immaginato di lavorare su quelli che sono dei temi e delle competenze che condividiamo e poi ovviamente la danza, la musica, i giochi nel mondo e poi si mangia tutti insieme, il riso è quello che ci tiene insieme, anche proprio in metafora il riso che verrà cucinato in tanti modi, dal risotto con la salamella al risotto riso venere, al riso con le lenticchie e quindi ricette veramente di tutto il mondo, anche dolci per passare insieme una serata d'estate, nell'idea che l'estate è il momento che ci si incontra fuori dalle case e si possono scambiare, imparare e condividere idee, pensieri, parole. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto Epicentro Culturale Diffuso, grazie al Palazzo Ducale che ha voluto fortemente questa giornata, grazie a Fondazione Cariplo che ha sostenuto economicamente e sostiene questo progetto triennale e grazie a Sara Zoia che è l'attrice che è stata in residenza 1 anno in Valletta Valsecchi e che ha veramente ascoltato tutti e trovato il posto giusto per ognuno per far sì che si sentisse a casa e avesse voglia di esserci con orgoglio per la propria cultura di appartenenza e con l'orgoglio di essere accolti da Mantova.